Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Fuoco amico contro il presidente della regione. Si è svolta ieri l'attesissima conferenza stampa di Nello Musumeci. Compio una scelta di responsabilità, non è una resa. Con queste parole il Presidente della Regione ha annunciato la sua disponibilità a fare un passo di lato, nel caso fosse d'ostacolo alla composizione del centrodestra in Sicilia, per non indebolire il centrodestra e per consentire alla coalizione di vincere ancora in Sicilia. Contro di me, ha detto Musumeci, in questi mesi vi sono stati indicibili e ignobili attacchi da fuoco amico. Alcuni nel centrodestra sono stati preoccupati ad attaccare il Presidente della Regione, più che le opposizioni. Per alcuni miei alleati, ha detto Musumeci, risulto divisivo, anche se tutti i sondaggi mi danno vincente in tutti gli scenari. Ma mi si dica perché Musumeci no. Dicono che non faccio toccare palla, di quale palle parlano? In Sicilia ci sono anche palle molto pericolose. Si dica la verità, chiede il Presidente della Regione, anche se sono consapevole che forse c'è una verità che impedirebbe la vittoria del centrodestra. E qui arriva la parte principale della conferenza stampa. Ho detto alla Meloni, leader del partito al quale sono iscritto, che può disporre della mia rinuncia se trova ostacoli, anche se pure la Meloni si è chiesta le ragioni per le quali dovrei fare un passo indietro. Se la coalizione di centrodestra individuerà un candidato unitario diverso da me, conclude Musumeci, quello sarà anche il mio candidato. Fuori i mafiosi dalle confraternite, accordo Curia-Prefettura di Palermo. Dopo tanto discutere sulle infiltrazioni mafiose nelle confraternite, importante accordo tra l'arcivescovo metropolita Monsignor Corrado Lorefice e il prefetto di Palermo, dottor Giuseppe Forlani. Oggetto la verifica della completezza delle dichiarazioni rese dalle persone che aspirano a diventare membri di confraternite o di altri organismi religiosi locali. Il decreto del 2019 dell'arcivescovo metropolita stabiliva infatti che non possono essere accolti quali membri della confraternita coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli, coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete. Una specifica dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste deve essere resa dagli interessati. La Prefettura comunicherà all'Arcidiocesi la corrispondenza o meno della dichiarazione in merito all'assenza di pregiudizi penali. Importante iniziativa che si auspica verrà replicata da tutte le diocesi siciliane. Musumeci incontra Roberto Lagalla, nuovo sindaco di Palermo. Incontro istituzionale a Palazzo d'Orleans tra il presidente della regione Nello Musumeci e il nuovo sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che per 4 anni e mezzo ha fatto parte del governo regionale. Ho ribadito al neoeletto primo cittadino della quinta città d'Italia la disponibilità del nostro governo alla più ampia collaborazione, ha detto Musumeci. Occorre promuovere al meglio l'indiscutibile vocazione culturale e turistica di Palermo, biglietto da visita internazionale per la nostra isola. Sono certo che il nuovo sindaco saprà anche al Comune, come ha fatto al governo regionale, dimostrare autorevolezza e competenza, progettualità e concretezza di scelte. Il sindaco di Palermo, ringraziando il presidente, ha affermato un colloquio con Musumeci non solo protocollare, anzi ispirato a consonante sensibilità personale ed umana. 4.000 in dialisi nei 116 centri siciliani. Sono oltre 4.000 i pazienti in dialisi distribuiti nei 116 centri siciliani, di cui 81 privati e 35 pubblici, con una prevalenza di uomini rispetto alle donne e nella fascia di età di 60-80 anni. 438 pazienti in lista d'attesa per il trapianto di rene, di cui 379 residenti in regione e 59 non residenti. Sono solo alcuni dei numeri relativi al 2020 contenuti nel registro di nefrologia, dialisi e trapianto, realtà consolidata da oltre 12 anni che, grazie al contributo di tutti i centri dialisi, consente di avere dati dettagliati e completi sul trattamento dell'insufficienza renale terminale in Sicilia. Itinerario archeologico subacqueo a Ustica. La Soprintendenza del Mare, in collaborazione con il Diving Center Mare Nostrum di Ustica, ha ripristinato l'itinerario sommerso di Punta Falconiera.
È stata infatti ricollocata la boa di ormeggio situata a poca distanza dal porto, punto di inizio dell'immersione archeologica che si snoda lungo un percorso che va dai 10 ai 30 metri di profondità. L'itinerario realizzato circa 15 anni fa dalla Soprintendenza del Mare e situato sotto la spettacolare falesia della Punta Falconiera consente di ammirare lungo un percorso che si snoda attraverso cadute e pianori ricchi di vegetazione e fauna diversi reperti archeologici, ancore che vanno dal periodo arcaico fino al periodo bizantino, un'anfora integra oltre ad alcune ancore moderne che accreditano il sito come luogo di ancoraggio a partire dall'antichità e fino alle epoche più recenti. Ustica, capitale della subacquea riconosciuta a livello internazionale, ha detto l'assessore regionale dei beni culturali Alberto Samonà, deve riappropriarsi dei 2 itinerari archeologici più già meta in passato di visite da parte di tanti subacquei italiani e stranieri. Nelle prossime settimane è previsto il ripristino del secondo itinerario. Rinnovare il centrodestra siciliano, via gli inciucisti. Un anno fa è cominciata all'interno del centrodestra siciliano una campagna di dichiarazioni pubbliche contro Nello Musumeci. I protagonisti principali di questa campagna sono stati 2, seguiti poi da altri a cascata. Il principale antagonista di Nello Musumeci è stato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, spinto anche da una mai dimenticata voglia di occupare il posto di presidente della regione, ambizione poi sublimata nel tentativo di assegnare quel posto al fratello maggiore in un impeto familistico davvero d'altri tempi. L'altro protagonista dell'attacco nei confronti del presidente della regione è stato Luca Sammartino, passato con assoluta nonchalance dal Partito Democratico alla Lega nell'agosto del 2021, neanche un anno fa. I 2 hanno rappresentato in questi mesi il partito trasversale dell'inciucio, degli ammiccamenti tra destra e sinistra, il tentativo di aprire a tutti in un'ottica di compartecipazione. Musumeci può piacere o meno, ma non vi sono dubbi sulla sua integrità e sulla sua pulizia morale. Il partito degli affari e il partito dell'inciucio in questi quasi 5 anni non sono riusciti a varcare mai i portoni di Palazzo Orleans e non si sono visti i lobbisti e i grandi corruttori. Pensiamo di essere nel nostro diritto se ci chiediamo quali pesanti interessi oggi si muovano dietro la partita politica che cerca di allontanare Musumeci dalla poltrona di presidente della regione. Noi non sappiamo se Musumeci verrà confermato o meno, ma siamo certi che il centrodestra ha bisogno di un profondo rinnovamento morale. Vorremmo avanzare una proposta in questa direzione. Se Musumeci venisse ricandidato, il problema del rinnovamento potrebbero affrontarlo i partiti nella loro autonomia. In caso contrario però, insieme a Musumeci, il passo di lato andrebbe chiesto contemporaneamente ai suoi nemici più irriducibili, a partire da Miccichè e Sammartino, che non dovrebbero anche loro essere ricandidati quantomeno all'Assemblea regionale siciliana. Non sia mai che un eventuale passo di lato dell'attuale presidente possa essere visto come una vittoria degli interessi del partito dell'inciucio. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana Notizie.Sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.